La presidente dell'Università della Terza Età di Pordenone, Adriana Predonzan, ha inaugurato il 44esimo anno accademico dell'UTE di Pordenone. Dopo i saluti dell'assessore all'istruzione Pietro Tropeano e del vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini, il regista pordenonese Marco Rossitti ha presentato il suo film documentario Custodi, premio Dolomiti Patrimonio Mondiale al Trento Film Festival 2023. I custodi sono delle persone normali, ma speciali, che vivono in luoghi semplici, che sono andato a cercare uno ad uno una volta che ho cominciato a pensare a questo progetto di un film su queste figure che sono utili perché proteggono, tutelano il luogo dove vivono, ma non si limitano a tutelare i beni materiali, ma anche le memorie, le tradizioni, il ricordo di un luogo, il ricordo dei genitori, della lezione dei padri o delle madri. Alcune immagini sembrano quasi incredibili, come quella dell'orso che appare improvvisamente. Come hai fatto a riprenderlo e ad essere lì al momento giusto? Non esiste un momento giusto, esiste la pazienza del documentarista, esiste l'informazione, capire prima di filmare, documentarsi prima di filmare, chiedere consigli, suggerimenti, individuare dei luoghi e poi 3 giorni di appostamenti per filmare pochi secondi di un animale in natura, ma uno dei momenti più alti, più emozionanti di tutta la mia carriera di documentarista. Un incontro con la natura selvaggia a pochi metri da me e i brividi che ho provato quando l'orso, prima di allontanarsi dal luogo delle riprese, mi guarda fisso negli occhi come a dirmi: io so che sei qua, non sei riuscito a nasconderti troppo bene, non capisco cosa stai a fare qua, io non vengo a casa tua a filmarti mentre fai colazione o pranzi, però se vuoi stare, stai, a me non dai fastidio. Perché non riveli i luoghi dove hai filmato? Ma non li rivelo innanzitutto per proteggere i luoghi stessi, le persone e gli animali. Se io dicessi a tutti dove vive Beppo, probabilmente il giorno dopo qualche tour operator organizzerebbe una corriera per visitare i luoghi del film, questi fenomeni sconcertanti che in qualche maniera la modernità ha reso molto comuni, per cui quando un film ha un minimo di successo si scatenano poi volenti o nolenti questi fenomeni di turismo demenziale, per cui si deve andare poi a disturbare una persona che fino al giorno prima ha vissuto in assoluta tranquillità. Qualcuno ha anche scritto a proposito del documentario che nel momento in cui cominci a filmare qualcuno cominci a decretarne la fine o la morte. Un po' è vero, bisogna stare attenti a quello che si fa, entrare in punta di piedi nelle vite delle persone, chiedere permesso, spiegare il progetto e poi farsi accettare, solo allora si può accendere la cinepresa. Il prossimo progetto? Di progetti in realtà ne ho già realizzati altri 2, Custodi è il mio terzultimo film, ho girato un film di 70 minuti interamente dedicato a una custode, una signora che vive a 1700 metri di quota in Alta Val di Fassa con i suoi animali, e poi in questi giorni ho finito di montare in Bretagna un film che ho girato la scorsa estate con il fotografo del National Geographic Steve McCarry, un film sul confine tra la ex Jugoslavia e l'Italia, un cortometraggio che diventerà il filmato ufficiale della mostra Tre Sguardi, perché ci sono altri 2 fotografi, un italiano e una fotografa slovena assieme a lui, che si inaugurerà il 16-17 di ottobre a Gorizia, nell'ambito ovviamente delle manifestazioni per Gorizia Nova Gorica 2025, capitale europea della cultura.